Si è svolta ieri la riunione dell'Assemblea dei Soci del lato idrico per decidere sul parere dello studio legale dell'avvocato Mazzarella di avviare alla risoluzione del contratto che lega Lati ai comuni che hanno ceduto le reti a Girgenti Acque. Un'assemblea particolarmente animata con un vivace dibattito, segno di pareri diversi tra i vari sindaci della nostra provincia. La riunione, iniziata amichevolmente a porte aperte, ha visto poi tenersi le porte chiuse senza la presenza di estranei. Ad assistere al dibattito, cosa insolita per un argomento che tratta un bene pubblico come l'acqua di tutti, trattato come se fosse una cosa di pochi. Il nostro auspicio per il futuro che facciamo al Presidente Lotà è quello che le porte vengano aperte anche ai presenti, alla stampa, alle associazioni di categorie che rappresentano i cittadini. L'assemblea si è conclusa con un verbale che teneva conto del parere dell'avvocato Mazzarella di impegnare gli uffici del Lati idrico ad operare la ricognizione di tutti gli elementi probatori di inadempimento propedeutico alla risoluzione, di impegnare i sindaci a fornire gli atti e i documenti a supporto delle attività degli uffici entro il prossimo 30 settembre e di individuare inoltre 5 rappresentanti per ogni comune al fine di coadiuvare il Consiglio direttivo nel formulare le proposte conseguenti. Sentiamo il parere di alcuni sindaci presenti. Mazzarella ha cercato in qualche maniera di fare una cosa equilibrata. Noi avevamo chiesto un parere pro veritate e quindi si è attenuto ad una disamina, diciamo così, sia della Convenzione che di quelle condizioni che ci possono in qualche maniera aiutare a trovare delle soluzioni. Ovviamente qui ora voteremo forse questa modalità di procedere. La cosa su cui stiamo riflettendo è quello di andare avanti secondo un percorso che veda la risoluzione col gestore invocando, diciamo così, l'articolo 38 della Convenzione. In effetti tanti sono le inadempienze che il gestore diciamo in questi anni si sono determinate tra i vari comuni e il gestore. In corso abbiamo questa riunione, si sta cercando di capire se entro il 30 settembre saremo nelle condizioni, tutti i comuni, di comunicare al Lati le inadempienze, quindi fare una ricognizione di tutto quel materiale che ognuno di noi ha nelle proprie realtà, piccole o grandi che siano, in modo tale di avviare questo processo di risoluzione. Io lo dico molto francamente, mi auguro che questa sia la via, che si proceda verso una risoluzione senza tergiversare ancora, cercando poi di capire in che maniera dobbiamo gestire queste benedette reti. Evidentemente, qualora in effetti queste gravi inadempienze da parte di Girgenti Acque si perpetuano e soprattutto anche negli altri comuni, devo dire che vengono evidenziate con la questione della mancata depurazione, dei depuratori inefficienti e tanto altro, evidentemente noi non possiamo esimerci rispetto alle richieste del Lati di supportare una richiesta di risoluzione, perché di questo si tratta. Naturalmente deve essere comprovata, deve essere ben vagliata, ma saremmo di questa idea, perché un servizio così delicato si rende bene o niente, non si può, fra l'altro nella nostra provincia è molto oneroso il servizio idrico, per cui anche la gente si aspetta tanto ed è giusto che abbia altrettanto, per cui purtroppo penso che andremo verso soluzioni dirimenti, insomma.